Amici di Calcio Napoli 24 TV, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di giovedì 29 settembre 2022. Un saluto da Claudio Russo e Emanuele Bernardo in cabina di regia. Andiamo a vedere subito i quotidiani, le prime pagine in edicola, partendo dalla Gazzetta dello Sport che parte in apertura con l'Inter, Skriniar, ecco i soldi, Zanga e i dirigenti, deve restare all'Inter, il presidente con gli oltre 100 milioni di finanziamento da ok per prolungare con il difensore, respingere così il Paris Saint-Germain. Di spalla la donna della domenica, una storica prima volta, la Ferrieri Caputi arbitrerà Sassuolo Salernitana. In taglio basso invece, per quanto riguarda il Milan, per Leao ne servono 65, la società fa i conti, ecco quanto costa tenerlo tra ingaggio, indennizzo allo Sporting e la minaccia di Chelsea e City sul mercato in taglio bassissimo, chiaramente in serbo per Max Vlahovic e Kostic. Nessun titolo sul Napoli. Andiamo sul Corriere dello Sport invece, che parte in taglio alto con l'attacco del capo degli arbitri, Alfredo Trentalange, a Maurizio Sarri. Non siamo una mafia, accuse inaccettabili, ci pensi la procura, poi di spalla l'etica Mancini chiede scusa a chi ha sbagliato, ma non a me, ai compagni, è il messaggio del CT ai ribelli. In taglio basso invece il titolo Inter Roma Ultra José e Dzeko contro Abram e ovviamente poi un titolo di basso, la Nations lo restituisce alla Juventus rigenerato, la remontata di Bonucci. Dal Corriere dello Sport passiamo subito a Tutto Sport che apre in taglio alto con 3 mini notizie: da Danimarca contro il Qatar, Azmoun anti-Iran, inchiesta quanto inquinano gli stadi, poi un'intervista a Christian Aslani, centrocampista dell'Inter, poi chiaramente in taglio centrale il titolo a tutta pagina è sul FIGC e arbitri insistono con la mancanza delle immagini per giustificare l'ingiusto annullamento del gol di Milik in Juventus Salernitana, ma così aggravano l'errore, non sarebbe più facile ammetterlo e il titolo è ancora vogliono avere ragione. Poi sul Torino, prossimo avversario del Napoli, taglio basso, chiaramente l'elogio a Aaron Ciammaglichella, classe 2005, un bevitore tra i top 60 del mondo. Andiamo poi sulla prima pagina del Mattino, il quotidiano di Napoli, chiaramente che apre con la cronaca Meloni Salvini prove d'intesa. In taglio centrale invece la notizia che riguarda lo sport è su Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per Sassuolo Salernitana, della prima donna a arbitrare in Serie A. Detto ciò, sono le ore 10, andiamo su calcionapoli24.it perché ovviamente tiene banco in casa Napoli il match contro il Torino e si ripartirà da un dubbio, quello lì che riguarderà a Amir Rahmani, il difensore kosovaro che contro il Milan si era infortunato a una caviglia e aveva parlato del suo infortunio in nazionale con il Kosovo. Lo andiamo a leggere in primo piano su Calcio Napoli 24. La possibilità che Amir Rahmani possa non giocare contro il Torino oggi avrà un colloquio con Luciano Spalletti. Quindi andiamo a leggere un po' quello che racconta Tutto Sport su Amir Rahmani, un incidente che lo aveva costretto a saltare il match iniziale del Kosovo in Irlanda del Nord, però nella successiva sfida contro Cipro ha giocato titolare ed è uscito per precauzione al 64esimo. Spalletti oggi parlerà con Rahmani, ma sempre molto probabile che non verrà rischiato contro il Torre. Allora non dovesse giocare Rahmani, chi lo sostituirà? Andiamo a leggere poi quali sono le possibili alternative in casa Napoli per sostituire il difensore kosovaro. Possiamo andarla a leggere sempre da Tutto Sport perché ci sono tre alternative. In casa Napoli ci sono tre altri difensori centrali e un'idea potrebbe essere il cambio di posizione di Kim. Perché? Andiamo a leggere proprio nel dettaglio cosa racconta Tutto Sport proprio sulla questione di Kim. Perché? Perché è probabile che Spalletti possa dare un turno di riposo a Rachmani, reduce dal problema alla caviglia sofferto in occasione di Milan-Napoli. Al suo posto potrebbe essere scelto Ostigard, ma anche il norvegese rientrerà solo oggi dai nazionali. Per questa ragione non è da escludere l'utilizzo del primo minuto dell'affidabile Juan Jesus, con Kim Min-jae utilizzato da centrale di destra, quindi un cambio di posizione nello schema difensivo del Napoli. Dalla difesa passiamo all'attacco perché
potrebbe esserci una buona notizia in casa Napoli che riguarda Matteo Politano, l'attaccante fermo peraltro da diverse settimane, per quanto riguarda anche lui un infortunio subito dopo la partita contro il Milan che l'ha portato anche a rinunciare alla nazionale, potrebbe rientrare in extremis nella lista dei convocati di Luciano Spalletti. Allora possiamo andare a leggere il motivo, come lo racconta Repubblica, proprio su questa buona notizia, ovviamente in casa Napoli, perché? Perché racconta Repubblica, ci sono buone notizie sulle condizioni di Matteo Politano che si è quasi lasciato alle spalle i postumi della distorsione alla caviglia accusata a San Siro contro il Milan e dovrebbe essere quindi convocato in extremis per l'imminente sfida con i Granate. Questa notizia non può che far molto bene ovviamente ai tifosi del Napoli e a Luciano Spalletti. Un altro ritorno possibile è quello di Victor Osimhen. Possiamo andare a leggere da Repubblica, sarà decisa la data del rientro di Victor Osimhen sul terreno di gioco e possiamo andare a leggere effettivamente quale sia questa data. Nonché lo stesso giocatore chiaramente spera di esserci dopo l'infortunio contro il Liverpool dello scorso 7 settembre. Rimane ancora in disparte Victor Osimhen, KO dalla battaglia di Champions con il Liverpool del 7 settembre per un problema muscolare, ma il bomber nigeriano ha cominciato a sua volta a allenarsi sul campo e spera di rimettersi al passo dei compagni a metà della prossima settimana. E potrebbe essere questa qui proprio la data di rientro in gruppo per Victor Osimhen, chiaramente magari non contro l'Ajax, bensì contro la Cremonese. Da questo punto di vista poi chiaramente ci trasferiamo in Messico, perché? Perché sulla destra, ok, potrebbe rientrare Matteo Politano, ma uno dei giocatori che potrebbe giocare in quella posizione è Irving Lozano. E dal Messico Irving Lozano sta per tornare chiaramente a Napoli, ma è rimasto in panchina contro la Colombia. Il motivo sarebbe un problema muscolare. Allora andiamo a leggere cosa raccontano i colleghi messicani. Perché? Perché, come svelato da alcuni media, Irving Lozano è stato il grande assente durante l'amichevole contro la Colombia da parte del suo Messico. Perché? Perché il calciatore del Napoli aveva accusato un fastidio alla gamba destra, quindi è rimasto in panchina permettendosi un po' di riposo, quindi da questo punto di vista non c'è alcun problema. Chiaramente andrà rivisto al suo rientro a Napoli ed eventualmente poi valutato da Luciano Spalletti dello staff in vista del match contro il Torino. Quindi chi potrebbe essere il titolare a destra? Potrebbe essere Alessio Zerbin. Possiamo andare anche con l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Perché? Perché Alessio Zerbin potrebbe avere una chance dal primo minuto contro il Torino. C'è un ballottaggio sulla fascia destra in casa Napoli. Possiamo andare a leggere un po' quello che racconta l'edizione odierna di Tutto Sport. Sulla corsia alta bisognerà decidere chi giocherà in luogo di Politano. L'ex Sassuolo ieri ha svolto attivazioni in gruppo e parte personalizzato, vale a dire che la sua convocazione per il match di domani sembra essere certa, di dopodomani ovviamente. Sarebbe un rischio però metterlo in campo dal primo minuto e per il ruolo da titolare ci sarà un ballottaggio tra Lozano e Zerbin. Se il messicano darà garanzie di tenuta, Spalletti non rinuncerà a lui da subito. Sono le 10.06, cari amici di Calcio Napoli 24 TV, e noi siamo arrivati anche al termine di questa nostra rassegna stampa di oggi, giovedì 29 settembre 2022. Un ringraziamento ovviamente a Emanuele Bernardo in cabina di regia e a tutti quanti voi che ci avete seguito sul canale 79 del Digitale Terrestre in Campania Napoli e Caserta, nonché sul nostro canale ufficiale di YouTube, al quale ovviamente vi invitiamo ad iscrivervi e ad attivare le notifiche. Da Claudio Russo un buon proseguimento di mattinata alle ore 12, Calcio Napoli 24 Live con tutte le ultime notizie sul vostro amato Napoli.